È una giornata come tante altre, forse una giornata come tutte le altre. Le giornate trascorrono velocemente e si assomigliano un po' tutte alla fine, o no? Ci sono le solite cose da fare, si incrociano i soliti volti, se capita si scambiano due chiacchiere, si parla del più e del meno, magari si scherza pure, ci si promette di vedersi per un caffè, per una birra, oppure per una pizza. E poi alla fine non ci si vede mai. Si rimanda con la convinzione che tanto ci sarà tempo, ma alla fine questo tempo non c'è e anche quando c'è non basta. Non basta per amare quanto vorremmo amare, non basta per fare ciò che ci piace davvero, non basta per dire quello che vorremmo dire a chi riteniamo importante. Già, a chi riteniamo importante. Chissà in questo mondo così veloce, così distratto, cos'è davvero importante. Chissà cosa rimarrà di queste parole, dei nostri sguardi rivolti verso l'orizzonte. Chissà, forse è ancora presto per saperlo. Forse arriveranno prima o poi le risposte che cerchiamo. Già, forse. Nel mentre proseguiamo e affrontiamo una nuova giornata. Ebbene sì, una giornata come tante altre, dove scivoliamo in un vortice di gesti frenetici a cui non diamo peso, una giornata dove scivoliamo in un turbinio di frasi dette a metà e sentimenti che tratteniamo. Scivoliamo, continuiamo a scivolare senza accorgerci di ciò, mentre una giornata come tante altre inizia.